Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Il termine in questione ha un significato diverso dall'italiano in napoletano, anche se non è molto distante. Il termine di cui parleremo oggi è creanza. In italiano con il termine creanza si indica le buone maniere, la corretta educazione. In napoletano invece la creanza indica semplicemente un regalo o un dono che viene fatto quando si arriva come ospiti a casa di qualcuno o nei confronti di una persona degna di rispetto. C'è anche da dire che, per esempio, o per una questione sempre di buone maniere, si era soliti, quando si era invitati a pranzo da qualcuno, non mangiare tutto il piatto che ci veniva fornito a tavola, ma lasciarne una piccola parte non mangiata, il cosiddetto morsera creanza, il morso della creanza. Questo termine, questo modo di dire poi è andato oltre, perché indica praticamente qualcosa che è rimasto in quantità veramente piccole. La creanza è differente dalla regalia. La regalia, per esempio, cos'è? La regalia erano i classici pacchi che venivano fatti quando si andava a trovare casa di qualcuno che aveva da poco subito un lutto. E si portava questo pacco regalo comprensivo di generi di prima necessità, principalmente farina, zucchero, caffè e sale. Io negli anni 80 mi ricordo di aver ancora portato delle regalie a casa di alcuni parenti o di alcuni amici di famiglia che avevano subito un lutto con il cadavere che aveva da poco lasciato la casa, e si portava questa regalia, ci si prendeva il caffè e cercava di tirare sul morale alla persona colpita dal gravoso evento. Non credo che però si faccia più come tradizione, mi dispiacerebbe molto perché ha un significato molto profondo, perché deriva dai periodi di carestia della guerra, perché quelle persone che avevano subito un lutto non avevano probabilmente la testa di mettersi a cucinare o fare qualcosa, e per questo motivo si portavano questi pacchi regalo, sia per una questione economica che per una questione di attenzione nei confronti della persona. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!